Tempo fa pubblicai un video nel quale esponevo i posti più belli da visitare in Veneto. Come mi aspettavo, ho ricevuto svariati commenti con scritti tantissimi altri posti da andare a visitare assolutamente. Cominciamo con Rovigo. Ah, sì, giusto. Rovigo non esiste. Scherzo, ovviamente. Rovigo è una bellissima città storica posta tra due fiumi, il Po e l'Adice, con un ricchissimo patrimonio fatto di teatri, monumenti, palazzi pubblici, eccetera eccetera. Da vedere assolutamente la piazza Vittorio Emanuele con il palazzo Roverella e il palazzo Roncale. Proseguendo non si poteva non parlare della piccola Venezia. Caorle, località con un porto di pescherecci di prim'ordine, con 18 km di spiaggia, con una storia molto antica e un campanile alto 48 metri che ne fa da padrone. Si torna a Padova ed è da citare assolutamente il Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa con ben 90.000 metri quadrati. La sua peculiarità è questa sua forma circolare, con ben 78 statue che adornano tutto il perimetro ellittico, per non parlare della galleria di edifici che circondano la piazza. Proseguendo veloce abbiamo Possagno, Tre Cime di Lavaredo, Lago di Sorapis, la Foresta del Cansiglio, l'Arena di Verona, Chioggia, Lago di Garda, Sirmione, Lazzise, Bardolino, Peschiera, Qua Petrarca, Montagnana, Lungarone, Riviera del Brenta, il Monte Grappa, Soave, il Delta del Po, Treviso. L'elenco è infinito. Grazie Veneto per essere quello che sei.